Il gruppo democratico Veneto ha presentato questa proposta sulla doppia preferenza di genere perché riteniamo che serva più rappresentanza femminile in seno al Consiglio per rappresentare istanze di tipo culturale e sociale importanti, così come sta avvenendo a livello nazionale e all'interno del partito e all'interno dei rappresentanti del governo. Crediamo che anche questo Consiglio, che oggi ha solamente 3 donne presenti, debba vedere la rappresentanza femminile più rappresentata, e per questo la possibilità per i cittadini veneti di dare una doppia preferenza di genere. Oggi in Consiglio regionale del Veneto siedono soltanto 3 donne su 60 componenti, un dato in netto contrasto con quanto invece accade nella nostra società, perché qui il ruolo delle donne diventa sempre più strategico, dal mondo dell'impresa al mondo della cultura al mondo della politica, ed è proprio la politica che ha negli ultimi tempi dato il segnale più forte, a partire dal Parlamento italiano fino al governo, per arrivare all'ultima legge che ha portato in Europa tantissime donne giovani.